Ancora un buongiorno a tutti voi, bentrovati in diretta su Telefriuli in questa puntata di A voi la linea che apriamo parlando del disegno di legge regionale sul commercio che approderà in aula la prossima settimana, che intanto è stato approvato dal CAL e che oggi è stato sottoposto all'esame delle categorie sindacali di CGIL, CISL e UIL in un incontro a Udine. Sono tanti i punti di forza della nuova legge sul commercio, la nuova legge regionale. E ha già avuto dei passaggi, è già passata in CAL e ora deve essere discussa in aula. Praticamente questo disegno di legge punta soprattutto sulla valorizzazione del prodotto locale. Sì, e non solo, insomma, quello che noi abbiamo voluto con la modifica della 29 del 2005 è andare incontro un po' a quelle che sono le richieste del comparto, i quali ci dicono una cosa molto semplice: semplificate le regole del gioco. E noi così abbiamo fatto, siamo intervenuti in maniera forte sulla legge, semplificando, quindi riducendo il numero la burocrazia, i passaggi, le carte, le tante carte che i commercianti e gli addetti ai lavori oggi si trovano a dover presentare, quindi ridurre i tempi, ridurre gli sprechi ed efficientare i processi. Questo è quello che ci hanno chiesto e i commercianti ma anche gli enti locali, questo è quello che abbiamo fatto. Poi all'interno di questa, come dice correttamente lei, all'interno di questo disegno di legge c'è anche una parte che riguarda i mercati, ecco, la semplifico, i mercati, dove si andrà a valorizzare l'esperienza degli operatori, la qualità dei mercati stessi, quindi delle bancarelle, e anche la tipicità dei prodotti e la qualità dei prodotti venduti negli stessi. Quindi è una sorta di, se vogliamo fare la battuta, di ritorno al futuro. Esattamente, questo è una cosa semplicissima che però spesso non ci si fa, non si dà né peso né importanza alle cose. Cose semplici, torniamo lì. Io insomma appartengo a una generazione che ha frequentato i mercati dei paesi, erano dei bellissimi mercati, e cerchiamo di tornare lì, qualità, tradizioni e come dire, valorizziamo quelli che sono i tanti artigiani, i tanti commercianti della nostra regione. Per quanto riguarda le liberalizzazioni? Ma per quanto riguarda le liberalizzazioni, di fatto già ci sono, noi dobbiamo, e sottolineo dobbiamo, recepire quelle che sono sentenze della Corte Suprema e soprattutto normative della Comunità Europea già in essere. Aiuti ai commercianti? Beh, vi do questo dato: durante la mia legislatura abbiamo dato circa $500 miliardi al comparto del commercio e del terziario, insomma, quindi aiuti importanti non solo per la parte durante la fase emergenziale, ma anche nella gestione ordinaria delle proprie attività, per investimenti, per sostegno e quant'altro. Quindi adesso la discussione in aula e si prevede che, se tutto va bene, potrà entrare praticamente in vigore quando? Quanto prima, insomma, adesso vediamo quelle che sono le finestre d'aula disponibili, le prime io le piglio. L'incomunicabilità dall'aula del Tribunale, come in famiglia, è il filo conduttore della nuova fatica letteraria dell'avvocato udinese Luca Ponti, terza con protagonista l'avvocato Castano. È stata presentata ieri sera al Teatro San Giorgio di Udine. Siamo qui al Teatro San Giorgio alla presentazione del nuovo libro dell'avvocato Luca Ponti, la terza fatica letteraria dell'avvocato, e sempre con il medesimo attore principale. Che libro è questo terzo? Beh, è un libro che sostanzialmente ruota attorno all'incomunicabilità e alla difficoltà di riuscire a esprimere il proprio pensiero pur volendolo fare, e quindi a tutti gli equivoci che ne derivano, tutto quello che in qualche modo manca nei rapporti quotidiani, in quella che dovrebbe essere la cosa più importante tra le persone, che sono le relazioni e la comprensione. Ecco. Un tema strano da affrontare proprio nell'epoca della comunicazione. Sì, e paradossalmente si sono amplificati i social, i mezzi di comunicazione, ma è sempre più difficile in realtà riuscire ad ascoltare. La base di tutto è sempre sapere ascoltare.
Nel libro il protagonista, l'avvocato Castano, parte dall'aula di tribunale per arrivare all'incomunicabilità anche in famiglia, quindi in tutti i luoghi della società. Sì, non ci sono limiti, in realtà non è neanche un avvocato in questo racconto, si parla dell'incomunicabilità in senso lato e quindi l'aula del tribunale è solo l'occasione per parlarne, una delle tante sfaccettature. Lei indaga l'animo umano sia nel primo libro dell'avvocato, ha indagato la dissociazione da quella più sana fino alla pazzia, nel secondo ha indagato l'aula del tribunale, ma sempre in chiave psicologica. Da cosa nasce questo amore per la psicologia? La psicologia è alla base ormai del nostro vivere quotidiano. Un tempo c'era la cultura che selezionava gli argomenti di confronto, adesso la psicologia, la comunicazione sono diventati fondamentali per riuscire ad avere davvero una penetrazione della verità e dei rapporti umani. In questo libro ci sono anche delle pillole di una persona scomparsa da poco, il compianto direttore del Messaggero Monastier. Sì, è prematuramente scomparsa, tuttora non si riesce a digerire una perdita così incolmabile. Credo che leggendolo si riescano a cogliere tutte le sue capacità, le sue arguzie, la sua profondità di pensiero e di animo. A Udine le decisioni della Giunta Comunale, in particolare per quanto riguarda misure di efficientamento energetico per le strutture pubbliche, su tutte il Palamostre. Ne parliamo con il vice sindaco Michelini e con Isabella Gregoratto che è in collegamento in diretta con noi. A te Isabella, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Hai già anticipato tu diverse praticamente le decisioni assunte oggi dalla Giunta, con noi vice sindaco di Udine Loris Michelini. Io direi di partire, e parliamo dopo di palamostre, poi di scuola Bella Vittis e di pista ciclabile, direi di partire finalmente dalla ZTL, perché abbiamo avuto la fumata bianca, finalmente si è deciso sul regolamento da adottare in centro, zona pedonale e zona ZTL a traffico limitato. Sì, oggi abbiamo approvato, come era già stato annunciato, i due disciplinari che regolamentano la zona pedonale e la zona AZTL. Il percorso è stato un po' lunghetto perché prima c'era una zona promiscua, non si capiva, era area pedonale e ZTL assieme. Abbiamo dovuto rimodellare tutti i contorni dell'area pedonale della ZTL, andare in consiglio comunale perché il piano del traffico possa essere estrapolato alla zona che riguardava i permessi a utilizzare la ZTL, perché nell'area pedonale non ci potranno essere interventi che riguardano i passaggi delle auto, autobus, taxi, eccetera. Quindi solamente passaggio in caso di soccorso e in caso di carico-scarico di cose pesanti. E la differenza invece con la ZTL qual è? Appunto per quello, nell'area pedonale, al di là dei permessi temporanei che possono essere anche per lavori, per mezzi pesanti, per diciamo oggetti pesanti, eccetera, nell'area ZTL invece il punto fondamentale e sono gli stalli di carico e scarico. Sono stati definiti degli orari sia della mattina che del pomeriggio, dovranno essere ovviamente usati sia dai mezzi che trasportano le merci, che dovranno servire a tutti gli eserciti, ma soprattutto anche per i residenti che possono caricare e scaricare le loro merci personali. Ecco, quindi definiamo la zona pedonale, rimane quella delimitata anche per capire. Beh, l'abbiamo già detto diverse volte, praticamente da via Mercato Vecchio, piazza San Giacomo, poi a nord e al di qua di via Paolo Sarpi, ma soprattutto a sud arriva fino in piazza Duomo. Ovviamente comprende via Cavour, via Canciani e tutte le vie limitrofe. Ecco, adesso il regolamento c'è, quando sarà attuato? Quando effettivamente anche i cittadini che abitano all'interno del centro potranno usufruire di permessi, sapranno come muoversi?
Adesso che abbiamo approvato i disciplinari, quindi le regole, no? Ci sarà un'informazione che durerà qualche mese, perché dovremmo informare tutti i residenti, ma soprattutto chi ha i permessi attualmente, che ci sono le regole nuove. Queste regole dopo verranno applicate a chi chiede il permesso, e a chi chiede il permesso gli daremo anche il tempo necessario, 3-4 mesi, quello che serve, per poter fare in modo che possano avere questo permesso. Dopodiché, una volta ottenuto il permesso, noi faremo una fase sperimentale, non si possono dare le multe, proibire, cioè subito, quindi si dovrà attraversare una fase sperimentale di 1 mese e 2, quando siamo sicuri con la pubblicità che dovremo fare, l'informazione necessaria e tutto quanto, daremo attuazione. Quindi andranno, secondo me, si parlava in giunta adesso che dovremmo arrivare, diciamo, a metà anno, ecco, per avere tutto esaurito, tutte queste fasi di informazioni. Nel frattempo però non dimentichiamoci che la ZTL è con le ordinanze in servizio, cioè non è che uno entra e parcheggia dove vuole, no? Ci sono ancora delle regole che devono essere rispettate, però per quanto riguarda i permessi si aprirà adesso la fase informativa. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, ricordiamo per gli auguri, sì, per chiudere il collegamento, perché poi ci sarà un altro collegamento, però questa volta da Piazza Libertà, per la presentazione praticamente di 3 bus completamente elettrici di Arriva a Udine. No, siccome Telefriuli è sempre stata, diciamo, la prima, posso dire... Ecco, la TV del cuore di Loris Michelini. Ecco, io volevo fare gli auguri veramente a tutta la redazione, a tutti voi che vi prestate a fare informazione, e quindi a voi, a tutti i telespettatori, un buon Natale, buon fine anno, e veramente che sia un 2023 che ci possa stare più sereni e più contenti. Bene, ringraziamo, grazie, auguri anche a lei. Ringraziamo vice sindaco di Udine Loris Michelini. Restituisco la linea allo studio, fra poco ci vediamo sotto in Piazza Libertà. Allora grazie anche da qui Isabella, facciamo una piccola pausa, poi ci ritroviamo. Bentornati, prosegue il percorso di avvicinamento a quella che sarà la penultima tappa del Giro d'Italia 2023, l'ascesa al Monte Lussari, penultima appunto tappa prima della passerella finale a Roma. Ieri è stata presentata la brochure che però, oltre a proiettarsi su questa tappa, racconta 20 anni di Giro d'Italia nella nostra regione, 20 anni targati Enzo Cainero. I preparativi stanno andando molto bene, ci stiamo avvicinando a piccoli passi verso questo importante traguardo. Oggi ce n'è uno molto importante perché, appunto, come avete detto bene, è la presentazione della brochure della tappa. La brochure che mio padre ha sempre presentato molto prima della tappa e che quest'anno ha una maggiore importanza rispetto agli anni scorsi, perché oltre ad essere caratterizzata dalla parte legata alla tappa 2023 di Tarvisio, più di metà della brochure è dedicata al lavoro ventennale che mio padre ha realizzato in questi 20 anni, dal 2003 al 2023, per il Giro d'Italia e per il Friuli Venezia Giulia. Quindi ci tenevamo a dare ampio risalto a questa cosa importante. In primis la regione Friuli Venezia Giulia, ma con Promoturismo, con FVG Strade, con tutti gli sponsor vari che ci seguono con fedeltà in questi anni, oltre a nuovi sponsor, quindi realtà appunto pubbliche e private. Non dimenticavo, scusate, la protezione civile, che ha un ruolo importantissimo. Certamente è una tappa, come ho detto sempre, decisiva anche da un punto di vista tecnico, perché è l'ultima vera tappa del Giro d'Italia, del sabato, la tappa dove si deciderà sicuramente il vincitore della classifica finale. Di fatto, con questa brochure che viene presentata oggi, tutti potranno vedere il percorso che sarà fatto dai ciclisti a maggio e tutti conosceranno quindi questa nuova salita del Monte Lussari. Esatto, sì, sarà veramente un'esperienza unica, si conoscerà appunto la partenza della tappa friulana, sarà dalla nostra piazza di Tarvisio e si arriverà in cima ad una delle perle, insomma, del territorio friulano, che è appunto il Monte Lussari.
Questo depliant appunto viaggerà per tutta Italia e di fatto per tutto il mondo. Esatto, è un'occasione promozionale per il territorio, siamo appunto lieti di partecipare a questi eventi e insomma riteniamo un importante strumento promozionale per il nostro territorio, che è una perla, ma che appunto stiamo cercando di far conoscere sempre di più. Sarà visitabile fino all'8 gennaio prossimo a Premariacco la rassegna d'arte presepiale che ospita più di 100 opere, tra queste anche una realizzata da Celiberti. Ritorna Natale a Premariacco all'8ª edizione. La rassegna d'arte presepiale, allestita nella meravigliosa cornice della chiesa di San Silvestro Papa, antica parrocchiale di impostazione romanica sconsacrata agli inizi del Novecento. L'opera più importante del maestro Celiberti, che potete vedere qua sull'altare, che rappresenta, è un po' una sintesi di una natività, in quanto ci sono queste croci che forse un pochino quello che cominciano ad anticipare quello che sarà la vera missione del Cristo, oppure si possono anche intendere come il Signore che tiene sopra di sé le croci di tutta l'umanità. Ecco, questo qua è appunto un'installazione del maestro che riempie tutto quanto il nostro altare. Così. E questa chiesetta si presta sempre, questa chiesa, no? Sì, è sempre molto particolare con questi affreschi, è come se accogliessero questi affreschi proprio le opere, anche se sono opere moderne, come nel caso del maestro Celiberti, e queste cose si fondono assieme in un connubio veramente speciale. Inaugurazione l'8 dicembre, ma per visitare i presepi fino a quando c'è tempo? Abbiamo fino al 8 di gennaio. 8 di gennaio, poi eventualmente stiamo valutando se spostarlo, prolungarlo ancora per un fine settimana. Quanti presepi sono presenti? Ma sono circa un 130 presepi, io intendo come presepi anche quadri, opere particolari, anche opere moderne, comunque sono 130 lavori, diciamo. Ogni anno voi date un tema, qualcosa che faccia riferimento alla tradizione anche, vero? Sicuro, qui la tradizione da noi la fa da regina, nel senso che più che un tema, no, lascio libero gli artisti di interpretare come vogliono. Siamo noi che ci imponiamo un tema, nel senso che questa mostra è caratterizzata per gli angoli della memoria, nel senso che quest'anno abbiamo proposto un piccolo angolino che poi magari vediamo, dove c'è la cucina dei nonni, la caratteristica cucina dei nonni, oppure nella torre campanaria quest'anno proponiamo la latteria, dove la Sacra Famiglia, Giuseppe si sta facendo il formaggio, Maria collabora aiutandola a fare il burro, il bimbetto che è ancora piccolino guarda, benedice e impara il mestiere. Tanti presepi, il significato anche del ritorno dopo il Covid di questa rassegna, anche perché fa parte del Giro Presepi Friuli Venezia Giulia. Certo, il significato è che nonostante questo anno sia così difficile, anche per me in particolare, è stato un anno difficile per problemi di famiglia eccetera, si è deciso di ripartire proprio per dare un segno di speranza alla popolazione, che poi Premariacco in particolare ci tiene tantissimo a questa rassegna. E poi vedo che anche tutti quanti, gli artisti, ho dovuto purtroppo mandare indietro un sacco di presepi perché ci vorrebbe un'altra succursale di un'altra chiesa per poterli ospitare tutti, dai, quindi con questo spirito diciamo di speranza, di gioia, abbiamo riproposto questa rassegna. Questo è l'angolo della memoria. Questo è l'angolo della memoria, con la vecchia cucina dei nonni, con la credenziale. Come l'avete recuperata questa? Ma sai, noi abbiamo un capannone dove tutti quelli che devono gettare le cose, che quando si svuotano le case per vari motivi, noi le cose che più ci interessano le recuperiamo, perché poi ogni anno sappiamo che dobbiamo utilizzarle in qualche maniera, e quindi abbiamo tutti questi cimeli. E allora, come anticipato, torniamo a Udine, torniamo a collegarci con Isabella Gregorato. A te, Isabella. Eccoci qua, siamo appena scesi perché i lavori praticamente della Giunta si sono conclusi tardi e la conferenza stampa si è appena conclusa. Comunque siamo qui in Piazza Libertà, sono insieme all'assessore regionale Barbara Zilli e insieme all'amministratore delegato
di Arriva Udine Agnello Semplice. Li vediamo alle mie spalle, questi 3 bus completamente elettrici, sono particolari. Perché è importante? Perché so che la Regione ha fatto degli investimenti importanti per l'ambiente. Sì, assolutamente. Oggi qui presentiamo la prima linea elettrica della Regione in forma stabile, ne siamo soddisfatti perché l'amministrazione regionale crede molto nella transizione ecologica e in particolare nella possibilità nei nostri centri urbani di poter utilizzare queste flotte. Nella finanziaria abbiamo destinato importanti risorse per venire incontro al caro energia del TPL ed anche abbiamo inserito una misura importante che riguarda lo sconto del 50% dei biglietti di trasporto sul TPL regionale, oltre che per i giovani anche per le persone che hanno più di 65 anni. E questo a prescindere dal reddito? Sì, assolutamente, vale per tutti, è un modo per essere vicini alla nostra comunità regionale e soprattutto garantire e sostenere la mobilità. E invogliare appunto a usare il mezzo pubblico. Il sindaco sta appunto puntando sui mezzi elettrici da diverso tempo. Ma i mezzi elettrici sono fondamentali, io credo che il mezzo elettrico sarà il futuro e quindi la qualità ambientale migliorerà decisamente. Già abbiamo registrato delle forti diminuzioni perché gli autobus che attualmente percorrono la nostra città sono a gas e metano, quindi già è un miglioramento, però passare all'elettrico è ancora un salto in avanti. E questi mezzi che finalmente sono arrivati, io qui ringrazio Arriva Udine che ci ha dato questa possibilità di poterli utilizzare perché sono fondamentali nel centro storico, silenziosi, di dimensioni non grandi, quindi senz'altro daranno un servizio bellissimo e importante alla città, in particolare nelle zone più frequentate dai pedoni, dai ciclisti, ed è bene che siano mezzi silenziosi e non fortemente impattanti, però che portano le persone in giro per la città. Quindi invogliare i cittadini a usarli. Sì. Questo è l'importante, faremo pubblicità insieme a Riva, ma penso che la gente aspettava questo servizio perché molti ci chiedevano di tornare a percorrere via Aquileia, via Vittorio Veneto e quindi via Gemona dall'altra parte, quindi noi lo facciamo con questi nuovi mezzi a disposizione. Qui ringraziamo la Regione che ci ha sempre aiutato, per quanto che ci aiuta moltissimo anche nel trasporto pubblico locale. Con noi l'amministratore, il presidente e l'amministratore delegato presidente Angelo Costa di Arriva Udine. Facciamo 2 passi, ci avviciniamo qui al bus per vedere com'è dentro un attimo. A sorpresa siamo in diretta, ci facciamo illustrare alcune caratteristiche tecniche? Sì. Sì. Prego, tanto... Ci avviciniamo, possiamo entrare? Noi saliamo, possiamo? Sì, prego. Bene, Beh, diciamo saliamo e vediamo come sono questi nuovi bus. Al di là, diciamo, dell'interno, l'aspetto è che questi mezzi hanno una capacità, un'autonomia superiore ai 200 km, questo consente di svolgere l'intero servizio giornaliero per poi fare una ricarica notturna, e questo è un mezzo anche di nuova generazione con alcuni elementi importanti, intanto con anche il wifi di bordo, con delle prese USB anche per chi ha esigenza di ricaricare il proprio telefonino. È un mezzo che ha una soluzione particolare rispetto alla velocità, diciamo così, quando c'è una velocità ridotta, siccome è un mezzo talmente silenzioso che può essere in qualche modo non percepito dal pedone e quant'altro, c'è un leggero, rumore, fruscio per le velocità inferiori ai 25 km/h, questo per consentire appunto di essere percepito prima di evitare altri problemi. Insomma, ci sono tante soluzioni, soprattutto è un mezzo di ultima generazione estremamente interessante. Ecco, per il momento la flotta è di 3, però si punta ad aumentarla. Ma diciamo che c'è un progetto complessivo di transizione energetica che stiamo portando avanti insieme alla
Regione Friuli Venezia Giulia molto importante su vari assi. Ecco, ce lo conferma perché è salita nel frattempo anche l'assessore. Certo. Sì, infatti è così e anzi questo è un tassello importante di un percorso condiviso che la prossima settimana verrà presentato definitivamente. Ne siamo orgogliosi perché assolutamente è un fiore all'occhiello per questa amministrazione regionale poter continuare ad investire in collaborazione con i nostri partner del TPL regionale su questi temi. Bene, ringraziamo nuovamente l'assessore Barbara Zilli, ringraziamo il presidente di Arriva Udine, Angelo Costa, e qui da Piazza Libertà, da questo bus, da uno dei primi bus elettrici della città è tutto. Restituisco la linea allo studio a te Francesca, ringrazio anche Fabio Di Bernardo per le riprese. A voi studio. Grazie Isabella, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna alle 16:30 con l'edizione flash del nostro telegiornale. Buon pomeriggio, arrivederci.